molto contento di dare la parola a Mary Lau, che finalmente ha portato a termine la sua attenzione maniacale per il numero 7, pubblicando finalmente il libro che però poi mi deve ridare perché è mio. E quindi do a lei la parola. Metterò in fila qualche spunto di riflessione a partire dalla mia esperienza personale come musicista, come insegnante di musica e come autrice di quest'ultimo libro imperniato sul numero, Dizionario maniacale del 7. Più vado avanti nella vita, più mi trovo a testimoniare sugli anni formativi passati in Argentina e Uruguay in una contingenza sociale e culturale di grande dinamismo, per non dire rivoluzionaria. Una classe media formata dagli immigrati europei, principalmente italiani, e dai loro discendenti, forte del successo della riforma universitaria di Cordova del 1918, che si era estesa lungo tutto il continente, affermava l'autonomia di ogni centro di studi, dettare i propri statuti, disporre dei propri beni, indire elezioni democratiche, assegnare incarichi per concorso pubblico, governo tra studenti, docenti e laureati. Vigevano programmi di studio di tipo francese positivista per contenuti tematici e non esisteva l'ora di religione, ma la Bibbia e altri libri religiosi la studiavamo come letteratura ebraica, ciascuno col diritto di esprimersi e di contraddire. In un tale dibattito di idee si inserivano i perseguitati politici del nazifascismo e i più brillanti intellettuali, artisti e scienziati, accolti con entusiasmo e pesos oro, diventavano i nostri maestri. Con loro si imparava a distinguere i prodotti veri e originali della cultura e ci si faceva quasi un obbligo di diffonderli. Si aspirava al meglio per tutti. La mia fu chiamata generazione critica, una generazione sessantottina ante litteram. E questo atteggiamento è sopravvissuto alle dittature feroci che si sono coalizzate nel tentativo di falciarla. Voglio accennare un'invenzione uruguaiana recente, però, che non sembra destare nei media italiani tanto interesse quanto la legalizzazione della marijuana. Si tratta della seibalita, un piccolo oggetto della tecnologia. Il nome deriva da seibal, un albero dai fiori bianchi a grappolo che cresce soltanto in una zona circoscritta del paese. Il piano Ceibal è anche l'acronimo di Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea, un progetto socio-educativo creato per decreto il 18 aprile del 2007. La Seibalita è un computer portatile, Wi-Fi, che lo Stato dona a ogni bambino in età scolastica e a ogni maestro della scuola pubblica, da usare a scuola e da portare a casa, allargando così i contatti in rete in tutto il territorio nazionale. 4 giorni fa, il 25 marzo 2014, è stata assegnata la milionesima Seibalita, come promesso. E il presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, ha annunciato che le prossime andranno agli studenti dei primi 3 cicli di secondaria e conterranno una biblioteca di 1600 opere, l'installazione di robot e sensori per le discipline scientifiche e per un'Olimpiade in matematica in rete. Il progetto pedagogico e tecnologico di maggiore equità e giustizia sociale della Regione, che, data la sua portata nazionale, è senza precedenti al mondo. Potremmo ben parlare di immaginazione al potere. L'idea che muove è l'alfabetizzazione, la creazione di basi, di infrastrutture. Ai tempi miei,
Alcuni grattacieli, metropolitana costruita a cielo aperto, scuola pubblica e obbligatoria fino al ginnasio, finanziata con le tasse dirette dei proprietari di case, tipo IMU. Quei paesi venivano ricordati quasi esclusivamente per il primo campionato mondiale di calcio della storia del 1930, giocato nello Stadio Centenario di Montevideo davanti a 95.000 spettatori. Non c'era ancora la TV. Io posso testimoniare su altre stramberie culturali. La scuola regalava a ogni bambino, alla fine del corso di primaria, un libro di matematica, fuori dai programmi scolastici. L'uomo che calcolava, di Malbatahan. Era una sorta di iniziazione gradevole all'arte dei numeri. Solo oggi, immettendolo come voce fra gli indovinelli matematici del dizionario del 7, scopro che il creatore del personaggio di Berenice Samir, il celeberrimo calcolista nativo di Baghdad, non era un arabo, ma un brasiliano che insegnava la matematica come un gioco e non si era mai spostato da Rio. Apparso nel 1938, l'uomo che calcolava batterà tutti i record della letteratura per ragazzi in America Latina e in Spagna, anche ai nostri giorni. Così come la matematica entrava come tema di successo nelle ore libere, il cinema entrava con naturalezza in ambito scolastico. In Uruguay il pubblico cinematografico era estremamente esigente. Era il terzo paese dopo il Regno Unito e Australia nella distribuzione dei film statunitensi, francesi e russi. Nel 1944, io avevo 16 anni, andai con mia madre al Cinema Metro a vedere il film Gaslight. Era la prima volta che un film veniva doppiato. Sentire Ingrid Bergman e Charles Boyer che parlavano in spagnolo, uscire dalla sala e chiedere il rimborso del biglietto fu tutt'uno. Il pubblico in massa boicottò le sale cinematografiche durante mesi finché dovettero riproporre le versioni originali. Ai tempi miei, ripeto, niente Xerox, solo carta carbone, al massimo ciclostile, si era sentita la necessità di formare degli insegnanti di secondaria che tenessero conto dei nuovi metodi didattici e delle nuove discipline come pedagogia, sociologia, psicologia dell'adolescenza, oltre a, ben inteso, un buon livello di specializzazione nella materia scelta. Così si è fondato l'IFAP, Instituto per la Formación de Profesores Agregados, 3 anni di studio e di pratica con classi vere in presenza di una giuria, e uscivi con un posto assegnato nel liceo Tal dei Tali. Tutto pubblico, alla luce del sole. Il SODRE, Servizio Ufficiale di Diffusione Radioelettrica, indiceva concorsi per i giovani. Io ho partecipato a uno, 1953, per un saggio sul tema dell'atonelismo. Mi interessavano i rapporti della musica con la matematica, le soluzioni ai compositori per liberarsi dalla musica tonale che pure amavamo tanto, e quella era l'occasione ideale per approfondire l'argomento. La divisione dell'ottava, tema importantissimo da Pitagora a Zarlino all'ultimo metodo del semitono del bulgaro Sevvic, che circolava e lo vendevano già tradotto in italiano fra gli allievi di violino. Sminuzzare la manualità dei semitoni per poi ricomporli speditamente. Il lavoro portava come epigrafe la cosa mentale di cui parlava Leonardo, l'attività del cervello e come la fonte dell'immaginazione a cui attingono artisti, filosofi e scienziati.
Quando vengo in Europa non ho nessuna difficoltà per relazionarmi con Pierre Schaeffer a Parigi e le sue esperienze di musica concreta, e in Italia con gli esponenti più vivaci dell'avanguardia e della superavanguardia, alla quale dedicherò 10 anni di concerti, conferenze, articoli di stampa, studi. Il Ministero degli Esteri mi inviava in tournée per tutta l'America Latina per promuovere la musica italiana. Che meraviglia! L'editrice La Nuova Italia mi commissionava, anche dietro richiesta di Gianni Rodari, che avevo capito che lì c'era qualche cosa di diverso dai libri di testo consueti, mi commissionava un metodo scolastico di storia della musica e alfabetizzazione musicale. Si parla di parametri del suono, dei numeri dell'acustica e fra l'altro della formuletta su cui si basa il temperamento vocabile, la scala temperata, la divisione dell'ottava in 12 intervalli elementari uguali n, radice dodicesima di 2, dove n sta per il numero di frequenze del semitono dato, radice dodicesima perché i semitoni sono 12, e perché 2? Perché l'ottava esprime con la frazione 2-1 in quanto la frequenza raddoppia da una ottava all'altra successiva. Nel 1976 insegnavo musica finalizzata a spettacolo al liceo sperimentale della Bufalotta di Roma, il LUS, che voi potete trovare presente in Facebook. Sono tutti uniti in Facebook di 40 anni fa, dico. L'interdisciplinarietà e il rapporto con la realtà erano gli imperativi categorici. Le tesine degli allievi dovevano vertere almeno su 2 materie preferite, quelle di musica, matematica e architettura. Lelio Basso scelse una pièce sarcastica sulle canzoni italiane e i luoghi comuni misogini, intitolata Mica sarai femminista, per il galà a favore del tribunale Russell che fece il pienone al Teatro Argentina. Lo spettacolo fu ripreso dalla televisione e divenne un punto di riferimento del fare scuola. Ci conoscevamo tutti, era un rapporto permanente di grande intendimento, di grande affetto, di grande futuro. Poi sono andata alle sperimentali del Virgilio, al liceo, fondata da Lina Mancini, la matematica, dell'equipe di Emma Castelnuovo e coautrice di un libro con Lucio Lombardo Radice. Fare scuola in questo modo lega per sempre i colleghi, gli allievi, tanto così che Mauro Palma ha appena finito di pubblicare un'enciclopedia della matematica, e faremo insieme anche del lavoro politico-sociale, nel senso che continuiamo a lottare per il tribunale Russell, e lui contro la tortura, e ci vedremo sempre alla Fondazione Basso a presentare questo libro, per a parlare delle altre cose che suggiacciono o che si nominano nel libro in modo alfabetizzante e facendo quello che si diceva una volta, controinformazione. Un bel momento, la matematica, la musica viene tolta. Si insegna solo nei conservatori, sempre in un modo più degradato. L'altro giorno ho sentito una ragazza del conservatorio, gli chiedevano che nota è nel terzo spazio, e fa: spazio in che senso? Assistiamo a un degrado in tutti i campi della cultura. Il libro La Nuova Italia ha avuto una redattrice, correttrice nell'ultima edizione, che mi ha rovinato il libro, si vedevano persino le sue idee particolari, era contro di me, era contro l'autrice. E gli lasciamo tutto lo spazio per spaziare dentro il mio libro. E io mi sono sfogata solo facendo della satira, perché è l'unico modo. E ho scritto un articolo che ho pubblicato subito, mettendo solo le iniziali del suo nome, A.B.
che si intitolava Errata Porridge. Allora, riguardo questo 7, possiamo passare... non abbiamo sentito la musica, scusa, mi sono distratta. La vogliamo sentire? Vogliamo sentire la musica che andava come materiale didattico con questo libro della Nuova Italia, anno 68. Dopo di esperimento ci serviremo della canzone O Susanna per dimostrarvi i cambiamenti che può subire una melodia secondo il modo sul quale è costruita. Prima di farla passare davanti ad alcuni specchi deformanti, l'ascolteremo nel modo giusto, cioè quello maggiore. Questo no. In alcuni modi greci, ripetiamo l'inizio del motivo in maggiore, quello esatto della canzone, e subito dopo in minore affinché possiate capire come essa diventi dolce e cupa. Eseguiamola ora come se avessimo a disposizione solo una scala a distanze piccole, cioè a semitoni. Ora a distanza di soli toni. Ascoltiamo ora una canzone originariamente in minore, Bella Ciao. Trasformandola irrispettosamente in maggiore, diventerà tutt'altra cosa, brillante, quasi eroica. Adesso mettiamo alias, che così parlo sopra tutto il tempo. Vi leggerò un articolo che mi ha pubblicato Alias in Manifesto, con gran lusso di immagini, il 9 febbraio del 2008, le 7 del 7. Una delle cose più divertenti che ho fatto nella mia vita è il dizionario maniacale del 7, dal Boeing 777 alle 7 meraviglie, dai 7 peccati capitali allo 007. Un librone di 360 pagine, 260 foto, ancora inedito, 707 voci, altrettante sottovoci a spiegare il 7 nell'arte, nella musica, nella letteratura, nel cinema, nel teatro, nella canzone, testi completi nelle lingue originali, nella religione e nella magia, il 7 nella natura e nella scienza, il 7 numero delle cicale, delle coccinelle, dei gatti e del cavallo di Pancioviglia. Siete leguas, il cavallo che vi llama se stimava. Il significato del 7 in tutte quasi le epoche e le civiltà.
Ho cominciato a pensarci nel 1978, durante un viaggio in Iraq, una prima di avventure nel mondo in 21 località dell'antica Mesopotamia, proprio nei siti in cui i Sumeri irradiarono la cultura del settenario, 7 pianeti da loro scoperti e studiati, i 7 strati d'asfalto a tenere le loro costruzioni, il 7 adottato per sempre dai loro sudditi gli ebrei, che ha messo le radici presso gli iraniani e altri popoli dell'Estremo Oriente. Da allora ne ho parlato con tutti. Chi mi ha dato un consiglio, chi mi ha corretto una voce, chi mi ha fornito una pista, chi mi ha inviato una foto, chi una partitura, chi un testo letterario. Alla fine è risultato un libro collettivo, democratico e paradossalmente autobiografico, contenente persino alcuni fidanzati. Peccato sia caduto in mani poco generose, che me l'hanno tenuto sequestrato per ben 9 mesi, da marzo del 2007 a tutto dicembre, tramite email. L'editore, che per contratto avrebbe dovuto pubblicarlo nella data delle Ferminas di Pamplona, il 7707, o al massimo entro il 31 dicembre, mi ha consegnato una paginetta striminzita di bozze tutte sformattate, mentre a mia insaputa ha passato il file a Pier Giorgio Odifreddi, che io stessa avevo contattato giovialmente per un'eventuale apparizione al suo festival della matematica. Non c'è l'altra pagina? Eccolo, lascialo lì, della matematica. Odifreddi, che al contrario di altri interpellati non mi ha dato nulla da aggiungere al dizionario, neanche un doppione, ha subito pubblicato una pagina intitolata 7 volte 7 sulla rivista divulgativa Le Scienze, marzo 2007, che ha scatenato un putiferio nell'ambiente scientifico e che gli varrà il premio Asino d'Oro promosso da un professore di fisica, info.diodati@yahoo.it, e a firma di oltre 150 ricercatori universitari. Non pago di ciò, Odifreddi ha spedito il mio file a Nicola Piovani per dare supporto scientifico alle intuizioni dell'artista, che vi si è ispirato per la sua ultima opera musicale, senza ritenere di dovermi citare, perché il mio dizionario gli sarebbe arrivato insieme a una quintalata di altro materiale sul 7. Con il critico musicale Gino Castaldo, un altro a cui avevo mostrato il libro rilegato con la spirale, il pluricitato Odifreddi imbastirà l'ennesimo articolo, Repubblica 29 dicembre 2007, sulle suggestioni del 7 nei musicisti. Sarà la nemesi, ma tutti questi testi che nel corso del 2007 e anche dopo sono usciti sul 7, di mutuo incensamento e numerologia spiccia, mi fanno cascare le braccia. Una vicenda tra tante altre, che sta ad indicare come si conducono le scelte della politica e del potere in questo momento, come si suol dire. Conseguenza: 7 anni di invisibilità, di ostracismo. Nessun editore che volesse il dizionario, mai più un invito alla TV, mai più un articolo sulla stampa. Alla fine ho deciso di pubblicarlo da me, con la SRL di mio figlio alle prese col primo ISBN. Adesso un'amica ha fatto il lavoro mi ha fatto in regalo il lavoro di accurata messa in pagina, tutto tramite email, senza mai un equivoco, uno screzio e una tipografia decente, che ho pagato col risarcimento del 7° incidente alle gambe. Ho la grande soddisfazione di vedere gli arroganti satireggiati da Maurizio Grossa. Guardate su internet, Papa Francesco col frigo sulle spalle. Ho la grande soddisfazione di aver meritato una bustina di Minerva di Umberto Eco e di essere invitata a questo convegno,
da Michele Emmer. I film di suo padre Luciano, musicati da Roman Vlad, mi erano già noti in Sud America. Grazie.